Ozieri si conferma punto di riferimento per le eccellenze del settore zootecnico dell'isola. Sabato 21 e domenica 22 ottobre nel quartiere fieristico di San Nicola il primo appuntamento autunnale con la mostra regionale del bovino di razza sardo-bruna. Storica razza bovina in passato allevata proprio nel Logudoro, che ha visto le sue origini nella metà dell'Ottocento, con l'importazione dei tori di razza bruno-alpina dalla Svizzera. Grazie all'ottimo adattamento di questi animali ai terreni dell'isola si aprono nuove prospettive di mercato. L'appuntamento fieristico, fortemente voluto dall'amministrazione comunale e dall'Associazione Allevatori Regione Sardegna e Anacli, punta al coinvolgimento di tutto il comparto dell'allevamento. Ozieri e l'amministrazione comunale si è impegnata più a fondo per cercare di mettere a reddito il nostro quartiere fieristico, cercando di ampliare gli eventi che qui possono trovare, la loro sede. Infatti, proprio per questo motivo abbiamo inteso fare questa nuova fiera sulla razza bovina bruno-sarda, perché riteniamo che tutti questi eventi che possano giovare all'economia del comparto devono essere sicuramente implementati e resi maggiormente, più alla portata di tutti e non solo degli operatori del settore. Nella 2 giorni spazio anche per Binos, una rassegna dedicata all'enologia con degustazioni a cura dell'Associazione Italiana Sommelier, e a fare da cornice l'esposizione di macchinari, attrezzature e servizi per l'agricoltura e l'allevamento.